Gli scandali alimentari di questo ultimo periodo stanno mettendo in luce l'importanza della sicurezza alimentare. Veneto Agricoltura ha organizzato a Legnaro ad Agripolis un convegno apposta su questo argomento. Con noi c'è Paolo Pizzolato, che è il commissario straordinario di Veneto Agricoltura. Di cosa parliamo oggi? Innanzitutto dobbiamo dire che ancora una volta Veneto Agricoltura sta dimostrando il suo interesse proprio nel mondo rurale, nel mondo dell'agricoltura, ma soprattutto come ente strumentale della Regione Veneto si pone proprio ai vertici sia veneti che nazionali per dare una dimostrazione di forza e di capacità proprio imprenditoriale addirittura. Oggi si parla di un argomento che è veramente scottante, ma è un argomento scottante soprattutto per i cittadini, perché in questo momento tanta gente si è accorta che quello che va ad acquistare all'interno dei supermercati o che va a consumare sulle tavole non è così buono come si diceva o come si pensa. Cosa sta succedendo in questo momento? Ci sono purtroppo delle persone che non badano di certo a quello che possono essere le derivazioni dei loro guadagni, possiamo dire così, e sono veramente degli speculatori che approfittano di qualsiasi momento e in questo momento logicamente di grave difficoltà pensano esclusivamente alle loro tasche. Bisogna assolutamente cercare di fare in maniera, e questo convegno oggi darà determinate ottiche anche a livello europeo, di far sì che sulle tavole possano arrivare alimenti buoni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire cercare di fare in maniera di acquistare il prodotto locale, il prodotto sotto casa, il prodotto veneto, il prodotto nazionale. È una cosa un po' controproducente che io sto dicendo in questo momento, ma purtroppo non è più quella grande Europa che permette al settore alimentare di poter manifestare la sua potenzialità. In questo momento noi dobbiamo difendere quello che è di casa nostra, perché con tutte le sofisticazioni che abbiamo visto siamo andati incontro e logicamente stiamo tremando di fronte a quello che potrebbe essere la possibilità sanitaria e alimentare che possa essere contraffatta. Edi De Francesco è docente del Dipartimento Territori e Sistemi Agroforestali della Università di Padova. A gennaio 2013 è entrata in vigore una nuova riforma europea sulla sicurezza alimentare. Ci spiega un attimo quali sono i punti cardine? Sì, non sulla sicurezza, che rappresenta caratteristiche basilari richieste a tutte le produzioni agricole, ma per la valorizzazione dei prodotti di qualità in grado di produrre un valore aggiunto per i produttori o le filiere che li alimentano. La riforma apporta delle importantissime novità, nel senso che introduce nuovi sistemi di qualità, penso per esempio al sistema dei prodotti della montagna, ma innova profondamente anche i sistemi già esistenti, quali le denominazioni geografiche protette o le indicazioni geografiche protette. Questo è particolarmente importante perché richiede è un grande vantaggio per i produttori, ma richiede anche di superare tutta una serie di limiti che i produttori di questa regione hanno attualmente nell'applicazione di questi sistemi di qualità. Ecco, nel convegno è emersa l'esigenza di dire una parola forte contro queste frodi alimentari. Qualcuno, quando si è cominciato a parlare della frode della carne di cavallo, può aver pensato che non era poi tanto grave aver mangiato carne di cavallo anziché carne di mucca, ma non è così. Luigino Disegna è della Veneto Agricoltura. Ma non è così, perché non si tratta di cavalli da carne, si tratta di cavalli riformati, cavalli sportivi, che con una modifica artata dei passaporti sanitari sono diventati cavalli da carne. Peccato che questi cavalli sportivi siano tutti trattati con fenilbutazone, che è un antinfiammatorio che consente di migliorare le performance fisiche dell'animale, ovviamente animale sportivo, animale che corre e quindi ha bisogno di non sentire male per correre veloce. Il tema è che il fenilbutazone è un farmaco antinfiammatorio che rimane nel muscolo dell'animale e poi se l'animale viene macellato e noi consumiamo la carne, consumiamo anche questo farmaco, e questo non ci sta bene. È una frode bella e buona, le frodi vanno combattute penalmente, vanno perseguite. Esiste comunque un sistema, un impianto normativo che consente di far emergere queste tipologie di reati e combatterle e contenerle perlomeno entro limiti accettabili. Ricordo comunque che questo scherzetto è costato ai produttori europei fino a oggi 1,5 miliardi di euro in prodotti già sul mercato che sono stati ritirati e che dovranno essere distrutti. Grazie dottor Disegna, da Agripolis è tutto, linea alla regia.